Rieccoci a Primo Uscita al Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, la puntata che si divide in due parti. Nella prima parleremo di sanità, mentre nella seconda parleremo della situazione della siccità con Paolo Ferraresso, che è il presidente del consorzio della bonifica del Bacchiglione, quindi sentiremo com'è la situazione. Ritorniamo, ospite della prima parte l'assessore Emanuele Lazzarin, che come sempre la ringrazio perché è un assessore che è sempre disponibile e a noi giornalisti ci fa anche cosa gradita, perché oltretutto a dare informazioni anche ai cittadini, e quindi è sempre molto disponibile. E siamo rimasti praticamente alle parti che abbiamo parlato sotto l'aspetto istituzionale, così. Invece torniamo alle cose più terra a terra, che poi sono quelle più importanti alla fine. Medici di base spariscono, ce ne sono sempre meno. Ci sono arrivate delle email che in un comune fuori nel veneziano hanno perso il medico, disastro, insomma. Ma allora c'è stato un momento di un po' di tensione tra noi medici di base, con la FIMG che aveva proclamato lo stato di agitazione. Poi settimana scorsa ci siamo incontrati e parlati, e quindi non c'è più. Poi adesso anche il direttore generale. Sì, non c'è più questo stato di agitazione, e ci siamo riseduti al tavolo per discutere del nuovo accordo integrativo, ma anche del futuro della medicina di base. Ci sono le altre due sigle, che sono le sigle minoritarie, SNAMI e SMI, che invece hanno detto che loro continuano lo stato di agitazione, hanno proclamato anche lo sciopero, da quanto mi risulta, perché vogliono che noi convochiamo la delegazione trattante, che convocheremo dopo Pasqua per trattare gli argomenti. Quindi, quali sono gli argomenti? Allora, gli argomenti che oggi che loro ci chiedono sono quelli dell'organizzazione futura, quindi medicina di gruppo, medici insieme, il personale aggiuntivo, quindi il personale, la segretaria piuttosto che il personale infermieristico, il sistema legato all'informatica, e quindi uniformare o comunque rendere l'interoperabilità tra i vari sistemi informatici, e quindi rendere la vita un po' più semplice e cercare di levare un po' di burocrazia, perché oggi loro dicono che sono soffocati dalla burocrazia. Queste sono le cose principali che chiedono, insomma, e su cui noi stiamo lavorando, bisogna dire la verità, perché poi noi dobbiamo anche fare un lavoro di sintesi tra quello che è il modello che qui in Veneto noi metteremo a terra e quello che è invece le famose case a comunità, quindi il DM77 che è stato approvato dal Ministero, che è una milestone rispetto al PNRR, perché dovremo comunque mettere insieme questi tasselli, no? Perché non è che possono andare uno per conto suo, no? E quindi c'è uno sforzo anche molto importante da questo punto di vista. È chiaro che ormai abbiamo capito che la medicina territoriale di base è importantissima, anche in questo collegamento con l'ospedale, anche rispetto alla popolazione più anziana, la popolazione cronica, che deve essere seguita e può essere seguita dal proprio medico di base attraverso controlli, il PTTA, quindi i piani terapeutici, attraverso dei follow up insomma previsti. Dobbiamo mettere in campo tutte quelle che sono le azioni per cercare di renderla più strutturale. Importante in tutto questo sarà, ed è un'altra delle cose inserite anche nel PNRR su cui ci sono degli investimenti, quelle della telemedicina, perché con la telemedicina, cioè, noi ci immaginiamo il medico di base che però può, se ha un caso particolare, fare un consulto con uno specialista dell'azienda ospedaliera di Padova, piuttosto che di Treviso, piuttosto che di Mestre o di Verona, e capire quindi anche come indirizzare il suo paziente. Insomma, quindi questa è una novità importante su cui stiamo lavorando, proprio perché è uno strumento nuovo, ma che oggi diventa molto utile anche nei follow up, nei controlli. E domani c'è il medico di base con tutto questo ragionamento, oppure? No, allora, i medici di base, noi oggi siamo in questa situazione. Oggi in Veneto abbiamo 2775 medici di base. Circa un medico, se noi facciamo la cifra totale rispetto agli abitanti del Veneto, chiaramente tiriamo via la popolazione che è seguita dal pediatra, cioè quella fino ai 14 anni, oggi abbiamo un medico ogni 1450-1500 assistiti. È chiaro che poi ci sono le situazioni in cui il medico non c'è, perché noi comunque dopo l'ultima verifica abbiamo circa 360 zone carenti, quindi zona dove manca il medico e dove quegli assistiti sono andati da un altro medico, non di quel paese ma della frazione vicina per esempio, insomma, quindi si sono spostati. E quindi quel medico raddoppia i Quel medico quindi può arrivare a 1500, 1600, 1700, anche 1800, noi abbiamo portato il massimale per chi vuole fino a 1800 assistiti. Se come ha detto lei il medico
del paese vicino non c'è, deve andare dal medico, scusi, dal medico del vicino, del paese vicino, ovviamente raddoppia i pazienti perché i suoi, e quindi non è più 1.800 ma ne ha 3.000? No. 3.000 non ce n'è nessuno, cioè chiaramente si dividono tra i medici che ci sono, quindi anche perché poi l'aumento del massimale è su base volontaria, cioè il medico sceglie se arrivare ai 1.800, uno dice io rimango fino a 1.500 perché non ce la faccio, rimane a 1.500, quindi è una scelta volontaria e personale. Abbiamo però tutti i medici che sono in formazione e noi tra quelli che hanno iniziato il primo anno, quelli che stanno facendo il secondo anno, quelli che stanno facendo il terzo anno, abbiamo all'incirca nella nostra scuola, la scuola che di formazione per quanto riguarda la medicina generale, abbiamo all'incirca 800 medici in formazione. Poi è chiaro che non è detto che tutti questi finiscono il percorso, qualcuno si ritirerà o cambierà idea per strada. Qualcuno diventerà medico di base ma non vorrà fare il medico di base, quindi farà il libero professionista oppure farà qualcos'altro, però insomma abbiamo oggi anche un bacino di medici che si stanno formando e sono quelli che possono assumere anche gli incarichi temporanei o provvisori, insomma, che ci dice che non bastano mai, ma che insomma si sta lavorando su questo, ecco. Poi è chiaro che bisogna rendere la professione più appetibile possibile, perché oggi pochi vogliono fare il medico di base, pochi vogliono fare l'infermiere, pochi vogliono fare il medico del pronto soccorso, è un problema un po' più generalizzato. Dovremmo fare, segue la scheda 3 ore di trasmissione io e lei. Senta, perché ho molte cose da chiederle, vado in ospedale e trovo delle infermiere che lavorano in ospedale e io sono curioso perché il giornalista deve esserlo, di dove sei? Sono brasiliana. Ah sì, e quanto rimani qui? Ma siamo in parecchi, mi dice brasiliana, e quanto rimanete qui? 4-5 mesi, poi ritorniamo nel nostro paese. Cosa vuol dire questo? Poi le dico anche il nome dell'ospedale, le dico tutto poi. Allora, durante il periodo, noi abbiamo una grande carenza di... Parlo oggi, sì. Allora, noi parliamo sempre di medici, però invece... mi scusi, per correttezza, non brasiliani, di altri paesi, ho fatto un esempio perché quelli che ho visto erano brasiliani. Oggi abbiamo di tante nazionalità. Allora, noi parliamo sempre della carenza di medici, oggi il grande problema è la carenza di infermieri e anche di operatori sociosanitari. Do il dato del Veneto, noi ne formiamo ogni anno nelle nostre università 1.700, siamo arrivati alle 1.700 cercando di stressare il più possibile il sistema, ce ne vorrebbero circa 4.000 all'anno, quindi siamo molto lontani. In Italia si formano meno infermieri dei medici ed è un'assurdità perché un medico, un infermiere, cioè non può esserci un rapporto 1 a 1, non funziona così, quindi è chiaro che lì c'è un problema molto forte. Sta avvenendo che alcuni corsi, penso a Verona, non sono neanche riusciti a riempirli completamente, perché probabilmente anche la professione dell'infermiera è diventata una professione troppo difficile, troppo impattante, troppo faticosa forse, o comunque c'è una questione anche probabilmente remunerativa. Allora, durante il periodo Covid, proprio per tutte queste questioni, hanno aperto alle professioni sanitarie estere, cioè potevano venire qua le professioni sanitarie estere, essere inserite nel nostro sistema. Questa norma è stata prorogata, adesso se mi risulta che è stata prorogata fino al 2025, quindi mentre prima scadeva... È tutto giusto, mi scusi se la interrompo, ma perché solo 4-5 mesi? No, quella è una scelta loro, probabilmente. Io credo che sia una scelta loro, non dell'azienda, perché è chiaro che se uno prende un infermiere estero, lo forma un po' di più, gli insegna la lingua, ha tutto il tornaconto di far sì che rimanga qui stabile, quindi io credo che chi ha fatto lo sforzo di andarsi a prendere l'infermiera all'estero e che ha fatto un percorso, gli ha trovato la casa, perché è chiaro che bisogna anche su queste piccole cose andare incontro, gli ha insegnato un po' la lingua, l'ha formato rispetto a delle cose che non erano uguali nel paese di provenienza, ha tutto il tornaconto di tenerlo qua, di stabilizzarlo, io credo. E quindi è tutto regolare. Senta, faccio un passo indietro, che è stato molto interessante, l'ha accennato lei all'inizio, di quello che si è capito dal Consiglio dei Ministri, cioè praticamente vengono aumentate le buste paga, definiamolo sotto questo aspetto, più o meno insomma rispetto per le ore per le prestazioni aggiuntive, quelle oltre l'orario. Le faccio il punto perché poi ho una domanda a quello che lei prima aveva detto. I medici che escono per fare le cooperative, definiamole così, non possono più rientrare nell'azienda ospedaliera, è un bel dato perché vuol dire che la sanità in Italia non si sta privatizzando, partendo da questo ragionamento, o sbaglio? No, vuol dire che c'è ancora la volontà
e l'interesse nell'investimento nel sistema sanitario pubblico, sì, appunto. e quindi questa è una buona cosa. No, sto dicendo, lo stavo dicendo in maniera positiva. No, ma questo vuol dire che probabilmente il governo ha capito che investendo in sanità vuol dire investire in sviluppo e progresso, perché l'abbiamo visto col Covid, se si ferma la sanità, si fermano le imprese, si ferma tutto. Quindi l'investire nel Fondo Sanitario Nazionale, voi lo sapete, insomma, abbiamo uno dei fondi sanitari con la quota più bassa rispetto al PIL dei nostri paesi europei vicini a noi, no? E quindi da qua la richiesta di investire continuamente. Ci sono stati decenni di disinvestimento nel fondo sanitario, negli ultimi anni abbiamo investito, anche legato all'emergenza pandemica, deve continuare questa crescita del fondo sanitario, perché questo permette di sviluppare, di potenziare e di rendere un sistema molto attraibile, perché altrimenti noi abbiamo un problema che scappano dal sistema sanitario pubblico. Certo, io le faccio domande così se lei mi risponde, sono davvero tante. Come siamo con le liste di attesa? Allora, con le liste d'attesa abbiamo fatto un buon lavoro per quanto riguarda il recupero di quello che si era accumulato durante il Covid 2020-2021. Abbiamo recuperato, le aziende hanno recuperato quasi la totalità delle prestazioni specialistiche e anche chirurgiche, insomma, che avevamo sospeso. È chiaro che abbiamo tutto quello che è emerso nel 2022, quindi dove abbiamo riaperto gli ospedali, quindi c'è stata l'attività piena, adesso il 2023. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per cercare di aggredire quelle che sono le liste d'attesa e aggredire queste 160.000, 170.000 prestazioni che abbiamo in sospeso oggi, in cosiddetto galleggiamento. Non sono mica poche. No, non sono poche, però voi dovete pensare che ci sono due dati che io vi do. Uno, la carenza di personale non ci permette oggi di effettivamente pensare di aprire gli ospedali al sabato, la domenica, la notte, come abbiamo sempre fatto il Veneto, a fare prestazioni aggiuntive, perché il poco personale che c'è e che lavora tantissimo non gli possiamo chiedere uno sforzo maggiore. Personale nuovo non ne troviamo e quindi un problema è la carenza di personale. Due, questo bisogna dirlo, e io l'ho affrontato anche con i medici di base e con i specialisti, perché non è un problema solo dei medici di base ma anche degli specialisti. Noi abbiamo visto un aumento, non noi Veneto, tutte le regioni, quindi è un problema che stiamo condividendo con gli altri assessori della sanità. Abbiamo visto un aumento dal 30 al 50% delle prescrizioni, cioè oggi ci sono tantissime prescrizioni per visite eccetera che non c'erano prima. Allora, è il dopo Covid. È perché durante il Covid non ci sono state fatte le visite, è un po' di medicina preventiva, è la paura per tutto quello che è capitato, non lo so, però è chiaro che anche questo è un altro tassello che va analizzato e va regolamentato meglio. Ha ragione, guardi, io ho degli amici psicologi mi hanno detto prima lavoravo una maniera, adesso devo lavorare 10 ore al giorno dopo il Covid, e questi è ovviamente i danni che ha fatto ovviamente quella pandemia lì. Ma senta, queste 160.000, in che tempi si può... Uno va a prenotare una coloscopia, una gastroscopia, deve aspettare 5-6 mesi, cioè una cosa, forse anche un anno delle volte. Allora, dipende sempre, noi abbiamo grossissimi problemi, tutte le aziende hanno grossimi problemi sulla parte di diagnostica per immagini, quindi la parte di radiologia, alcune risonanze, alcune tipo l'attacco addome, eccetera, insomma ci sono alcune questioni che siamo molto in ritardo. Poi abbiamo problemi per quanto riguarda l'oculistica, la dermatologia e l'ortopedia. Questi sono un po' i settori che stanno soffrendo in più, in cui vediamo che c'è un accumulo di molte prestazioni. E quindi noi stiamo cercando di aggredire, mettendo in campo tutte le azioni. No, ma nell'aggredire, che è una bella cosa, cosa vorrebbe dire? Che invece che 8 mesi uno aspetta, faccio il provocatore, fa 4 mesi, 5 mesi? Noi come riusciamo a fare questo? Allora, con prestazioni aggiuntive, e quindi bene oggi che possiamo pagare i medici il giusto. Quindi se chiediamo ai nostri, fate un sacrificio, state qui un'ora in più, 2 ore in più per fare più radiologia eccetera, li possiamo pagare il giusto, e quindi bene che ci sia questa cosa qui, perché questo permette insomma di rimettere in circolo tutto questo meccanismo. C'è il discorso legato ai privati accreditati e convenzionati, c'è la possibilità di spendere un po' di più di budget con loro, cioè voi avete la possibilità di farci un tot di risonanze, un tot di TAC, un tot di esami che noi riusciamo a fare, li mettiamo quindi in disposizione con i fondi che ci dovrebbero arrivare,
che ha stanziato il governo per il recupero delle liste d'attesa per tutta Italia, e poi se ci sono, ma qui è un po' più difficile, assumendo del personale anche in più, proprio anche a tempo determinato, per essere concentrati in questo. Oggi però quella del personale diventa un po' più difficile perché non lo troviamo. Ecco, senta, nel ragionamento che abbiamo fatto prima dell'aumento che diceva prima del ritorno a pagare come fosse il periodo Covid, che è stato ragionato ieri nel tavolo del Consiglio dei Ministri, viene messo subito in pratica oppure ci vorrà un tempo tecnico? Ma io credo che adesso non lo so bene i passaggi, nel senso che credo essendo un decreto, credo che possa essere anche andare abbastanza in accelerata, in continuità. Due cose, non gliel'ho mai chiesto, le chiedo, visto che nel Veneto e anche qui a Padova ci sono molte eccellenze, la situazione trapianti? La situazione trapianti è molto buona, noi stiamo aumentando notevolmente, non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma ufficiosi, ma siamo la seconda regione per il numero di donatori e anche per il numero di trapianti. È chiaro che se ci paragoniamo alla Lombardia, che ha il doppio dei nostri abitanti, però se ci paragoniamo all'Emilia piuttosto che alla Toscana, quindi stiamo andando molto bene, è un'attività che oggi ha dei numeri importanti. L'ultimo dato che io avevamo ancora 1300-1400 persone in lista d'attesa per un trapiante, di cui 40 bambini, quindi c'è ancora gente che aspetta un trapianto, però insomma il Veneto si sta distinguendo molto bene, questo proprio è determinato dall'alta professionalità dei nostri specialisti. Le regie si arrabbiano, faccio una pubblicità, poi rimane come altri 10 minuti perché ho altre robette da chiedere. A tra poco.